presente, che ci ama e ce l'ha dimostrato. Appena detto che è un incontro consuetudinale, prolungarsi nell'attualità e assumere la memoria del passato. Tutta la nostra comunità si sono impegnati molto per dare importanza al piano palestinese. Siamo un incontro consuetudinale ed è il segno della moltitudine di donne e uomini, testimoni di tutti i secoli dei secoli. Amen. Non fare sbrigativamente memoria, relegandola nelle date cronologiche pure. La Grande Guerra sappiamo tutti. Ringrazio le autorità che sono per essere presenti. Quello che facciamo noi oggi è il piacere. La Grande Guerra, ringrazio le autorità che dicevo prima per essere presenti. Vicepresidente, oggi qui a Cercivento si ricorda uno dei più cruenti episodi della Grande Guerra e questa è una comunità che comunque non dimentica. Siamo qui oggi a 100 anni di distanza da questa fucilazione di questi 4 ragazzi delle nostre montagne, lo dobbiamo proprio alla comunità di Cercivento, alla comunità di questi luoghi che hanno saputo nel tempo, oralmente, mantenendo forte l'attenzione su quello che era successo, chiedendo la possibilità anche di guardare in profondità su quello che erano state le cause di questa fucilazione, hanno saputo tenere alta l'attenzione e oggi siamo qui a 100 anni di distanza a dire che in un paese come questo, dove non conosciamo più la guerra da moltissimo tempo, però si sono persi alcuni momenti di riflessione e riflettere oggi su questo assieme al Presidente Marini, insieme a tanti concittadini, vuol dire continuare a mantenere alta il concetto di libertà e il concetto di comunità e metterli assieme e sapere che nulla è mai scontato, niente ti viene regalato e che se vuoi mantenere questo livello di democrazia e di libertà serve sempre tenere altissimo il livello di guardia.